parlando di ingresso nella compagine societaria, dobbiamo percorrere la strada che è stata fatta con Sardex, prima in via indiretta e poi diretta. Sardex la conosciamo da anni, praticamente dalla Costituzione. La conosciamo perché ha avuto come sostegno e come finanziatore un fondo lussemburghese, un piccolo fondo SID, gestito da Dpixel, in cui noi eravamo investitori. Per cui l'abbiamo conosciuta indirettamente tramite l'investimento, e devo confessare che quando ci parlavano dell'investimento in Sardex facevamo fatica a capire Sardex, il modello di business, la scalabilità, le potenzialità che poteva avere Sardex. A poco però, grazie anche al team di Sardex, molto aperto, molto disponibile a far conoscere, a trasmettere l'entusiasmo, la passione, la dedizione totale che tutto il team di Sardex, i fondatori hanno dato in Sardex, ci ha portato ad avvicinarci maggiormente, cercando di capire con loro quali potevano essere le criticità da risolvere e i passi successivi per poter crescere. Parlo ad esempio della valutazione degli aspetti regolatori o futuri aspetti regolatori. Parlo ad esempio di una più attenta valutazione dei rischi per le opportune, modifiche. Questo dove la banca tutto sommato è un campo che conosce. E questo è uno degli aspetti. Andando però a livello più generale, io credo che dobbiamo capire anche quello che è lo scenario di mercato sul quale tutti noi stiamo lavorando. È uno scenario di crisi. Sardex sicuramente è nata anche per colmare e supportare i momenti di crisi di una regione come la Sardegna, che può essere però ampliata ad altre regioni e forse anche ad altri stati, ma anche il sistema bancario sta attraversando un momento di crisi e un momento di cambiamento. Il cambiamento per noi significa fare banca in modo diverso. Fare banca in modo diverso significa veramente cercare di avvicinarsi ai nostri clienti e tutto sommato ad accompagnarli nella crescita del modello di business che stanno portando avanti, non solo con i modelli tradizionali, non solo con capitali, ma anche con capitali relazionali, ad esempio. Questo Banca Sella lo può fare perché è una banca molto radicata sui territori dove lavora, sia perché è nata sui territori, parliamo soprattutto dell'Italia del Nord, ma è nata anche attraverso l'acquisizione di diverse banche locali, soprattutto al sud e isole comprese. Questo chiaramente ci porta ad avere una maggior vicinanza su quello che è il territorio. Quindi questo si sposa un po' la filosofia nostra di crescita con la filosofia di Sardex, che è supportiamo i territori. Chiaramente tutto questo fa parlare di innovazione. Banca Sella è una banca innovativa, direi da tradizione, ma da secoli, perché la famiglia Sella, tanto scusate, Banca Sella è una banca privata in mano quasi completamente alla famiglia Sella, oltre ai soci delle banche private che noi abbiamo acquisito o fuso nel frattempo. Innovatori nel campo imprenditoriale, nascono tessili per diventare banchieri. Sono sempre stati innovatori nei diversi processi di evoluzione del sistema bancario e questo è di nuovo un tema di innovazione. L'innovazione porta sicuramente cambiamento, l'innovazione porta competizione e le banche devono capire che c'è un momento di cambiamento che deve essere rapido, altrimenti progetti come Sardex possono effettivamente essere disruptive ed diventare dei competitor delle banche. Noi non vediamo una minaccia, cioè è sicuramente una minaccia, ma noi non vediamo una minaccia, vediamo invece una grande opportunità. E questo direi che è il motivo per cui affianchiamo Sardex, indirettamente prima, direttamente oggi, con l'ingresso nel capitale, con l'ingresso nella governance, non solo per controllo, perché investiamo capitali che non sono nostri ma sono dei nostri clienti, ma anche per supporto e per sviluppo sinergie a livello commerciale.